qual è il problema della sanità pugliese, cerchiamo, e in realtà anche italiana, cerchiamo di affrontarlo con l'assessore regionale al ramo Rocco Palese, che è in collegamento con noi. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori, buongiorno. Assessore, allora Taranto diciamo da tempo, come buona parte anche di altri centri, soffre diciamo di queste pressioni sugli ospedali, i tempi di attesa nei pronto soccorsi. Lei ieri ha lanciato una provocazione ai sindacati, ha detto se trovate 100 medici la regione è pronta ad assumerli. Partiamo proprio dall'inizio. Perché non ci sono medici? Non ci sono medici per un errore di programmazione fatto a partire dal 1990. Nel 1990 in Italia viene introdotto il numero chiuso per poter accedere alla facoltà di medicina e chirurgia. Non è casuale, che a 32 anni di distanza tutti i medici che all'epoca avevano acquisito la laurea in medicina e chirurgia adesso stanno andando tutti in pensione. E quindi per 30 anni noi, rispetto a quello che era lo stato precedente, immaginici che il mio corso a Bologna di laurea era di 4.000 persone, 4.000 aspiranti medici, sì, e furono ridotti a 451. Cioè un decimo praticamente. Per anni c'è stata una riduzione incredibile e quindi oggi noi ne paghiamo le conseguenze. Assessore, da quello che dice... I pronto soccorsi sono in tutta Italia i primi ad avere complicazioni, ma noi fra un po' avremo anche complicazioni anche per i medici di base. Se per esempio a Taranto c'è un medico di base che va in pensione, noi già adesso abbiamo difficoltà a sostituirlo, ed è così purtroppo in tutta Italia. Un grandissimo errore che solo con la pandemia è stato messo un po' di riparo, che c'è raddoppiato, più che raddoppiato adesso i posti per aspiranti medici, così come in Puglia ci sono nuove facoltà come a Taranto che va potenziato ulteriormente, come a Lecce, come quella privata della Lummo, sempre c'è facoltà di medicina e chirurgia e anche di scienze di professione medica. Assessore, tutto questo 19, più poi Foggia c'è più Bari, ma ci vuole tempo. Ecco, esattamente questo le volevo chiedere, assessore, quanto tempo ci vorrà? Ci vuole tempo, secondo me, perché la situazione potesse essere ripristinata non meno di 8-10 anni, perché occorre che gli errori commessi che hanno iniziato a metterci un po' di riparo con la pandemia, più che il raddoppio per gli aspiranti medici e più che triplicate le borse di studio per le specializzazioni, però occorre del tempo, e nel frattempo occorrono misure straordinarie. Nel frattempo che si fa, assessore? Noi, Paese Italia, non possiamo affrontare questa emergenza con strumenti ordinari. Ci vogliono delle leggi nazionali speciali per poter affrontare questa grande emergenza. Senza queste leggi speciali noi avremo problemi gravissimi. Assessore, mi perdoni, mi fa un esempio per favore di questa legge speciale? Cioè, che cosa dovrebbe stabilire lo Stato nel frattempo, che cosa potrebbe cercare di come potrebbe cercare di tamponare in attesa di arrivare a questi risultati? Intanto bisogna cercare in tutti i modi e in tutte le maniere di togliere via per un bel po' di anni il numero chiuso alla facoltà di medicina e chirurgia. Toglierlo. Okay. Va tolto per almeno 10 anni, e sono incredibilmente basito che ho visto tutti i programmi che stanno presentando adesso le forze politiche per le elezioni. Sì, si parla da qualche parte di sanità, di liste d'attesa, ma non c'è nessuno che abbia la consapevolezza, nonostante gli appelli del presidente nazionale Anelli, che da anni ammonisce su queste situazioni di grave carenza di medici, che propone e dice: noi se avremo la maggioranza per governare questo paese, se avremo la maggioranza in Parlamento, proponiamo che per 5-10 anni venga tolto via il numero chiuso alla facoltà di medicina e chirurgia. Non c'è nessuno che propone questo, eppure l'emergenza è davanti sotto gli occhi di tutti, ed è il primo problema. Secondo problema, però la legge approvata in Parlamento il 29 di luglio non ancora pubblicata, anche questo è uno scandalo, non si capisce perché il decreto legge 73 non viene ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, perché consentirebbe di richiamare in maniera volontaria tutti i medici che sono andati in pensione
poterli riassumere per un periodo massimo, cioè di 6 mesi, rinnovabile e quant'altro, e anche questo potrebbe essere un qualcosa di importante. Assessore, la fermo un attimo perché io gli ultimi 30 secondi le faccio una domanda, diciamo anche un po' brutale. Qui a Taranto si sta costruendo questa grande opera che sarà l'ospedale San Cataldo. Mi faccia capire se ho capito bene, magari mi sbaglio. Cioè, il rischio è che noi avremo una struttura d'eccellenza con attrezzature avanzatissime ma con comunque pochi medici? Io mi auguro che quando sarà tutto pronto, con le attrezzature e quant'altro su cui la Regione ha stanziato in via straordinaria, cioè i 110 milioni di euro per poter procedere subito e quant'altro, che iniziamo ad avere i primi frutti, a partire da chi si sta per laureare a Taranto e specializzare, da chi si sta per laureare a Bari, a Foggia e quant'altro. Ma anche qui occorrerebbe che ci siano dei contratti speciali per gli specializzanti. Gli specializzanti, per poterli trattenere anche qui da noi, occorre che al penultimo anno abbiano la possibilità di frequenza all'interno proprio Taranto, in questo è importante l'investimento delle università, perché essendo Taranto sede universitaria della facoltà di medicina e chirurgia, potrebbe immediatamente usufruire di questa norma. Ma abbiamo bisogno anche qui di una norma nazionale. Abbiamo bisogno di una norma nazionale. Io mi auguro e spero che queste norme nazionali quanto prima vengano varate. Ci auguriamo che entrino nei programmi dei parlamentari candidati, come diceva. È inevitabile che dovranno essere. Grazie per essere stato con noi, Assessore. Tutte le regioni lo stanno chiedendo, tutto e quant'altro. Poi ci sono anche queste uscite estemporanee, i medici cubani, eccetera, eccetera. Attenzione, perché ci sono problemi anche di equipollenze, c'è problemi anche. Assessore, mi perdoni, devo mandare tassativamente la pubblicità. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi, grazie e buon lavoro. Prego.